Nell'ambito del Comitato Ordine e Sicurezza di Vicenza è stato deciso con prefetto e questore di coordinare le forze di polizia unitamente all'esercito per il presidio in zona Giardini Salvi proprio per arginare il fenomeno delle baby gang. È inaccettabile che la violenza che si è vista nei giorni scorsi sia stata perpetrata ai danni di persone peraltro che erano lì per lavorare, come il controllore di SVT, cui va ribadita la nostra solidarietà. Bisogna assolutamente intervenire quindi in termini di sicurezza, ma poi anche da un punto di vista sociale. Baby gang che vengono prevalentemente da fuori città, dalla provincia. Sono ragazzini che durante la settimana frequentano altre province e nel fine settimana si concentrano qui. Quindi verso le ore 15-16 si sganceranno diverse pattuglie della Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale a presidiare il parco. Tutti i weekend, dunque, a partire da ieri, venerdì, nell'orario pomeridiano, fino alla chiusura del parco alle 19. Ho paura, specie di sul tramonto, quando non c'è luce, evito, faccio il giro, io abito di là e devo andare di qua. Quindi è contento? Io sono contentissimo. Sicuramente una presenza delle forze dell'ordine, ripeto, penso sia da deterrente per qualsiasi persona che voglia delinquere.